Grazie intanto per avermi presentata così. Ragazzi, oggi per voi è una specie di lezione di educazione civica in un luogo che, se non è la scuola, nel senso proprio bello del termine, lo è comunque come luogo di conoscenza e apprendimento. Perché si impara ovunque, si fa lezione se si hanno gli occhi, le orecchie ben attente, l'intelligenza per recuperare gli stimoli. Si fa lezione anche oggi, e lo fate in un modo molto bello, perché lo fate collegato a quello che avete scelto di studiare. Il vicepresidente Gelmetti vi ha di fatto spiegato qual è l'importanza di una fiera in generale, della fiera Marmomac nello specifico, del ruolo di Fiera Verona rispetto all'economia. Io vi dico due cose su che cos'è la formazione, perché voi dite è una scuola che faccio. No, è una competenza che la Regione del Veneto ha rispetto alla crescita di voi ragazzi collegato al mondo del lavoro. Se io dovessi spiegare esattamente che cos'è l'istruzione e la formazione professionale, le scuole della formazione professionale sono quelle scuole che meglio delle altre parlano il linguaggio dell'impresa e rispondono all'esigenza dell'impresa. In questo, e così saluto il sindaco Zorzi, ma soprattutto i salesiani, che rappresentano una cultura dell'educazione proiettata verso il mondo del lavoro, voi state facendo un percorso eccellente. Che cosa siamo qui a dire dentro questa fiera così importante, in questo momento significativo? Perché la ripartenza dell'economia italiana è parte dalle nostre imprese che hanno bisogno di voi. Quante volte le imprese vengono a dire a me, al sindaco, al direttore: ho bisogno di queste persone, ho bisogno di queste caratteristiche, ho bisogno di ragazzi che sappiano parlare l'inglese o il tedesco. Noi lavoriamo su macchine che sono spesso prodotte, quando non sono prodotte in Italia perché l'altra parte della nostra produzione è italianissima, ma sono prodotte dalla regione con cui siamo più vicini. Sono anche gli stessi tedeschi che vengono sul nostro lago, che vengono a Verona, che vengono all'Arena. E noi dobbiamo imparare un linguaggio e una cultura, ma dobbiamo essere molto capaci a usare le mani in un modo così efficace da essere in grado di far lavorare quelle macchine, di lavorare questo materiale preziosissimo, antico come la storia dell'uomo, nella sua declinazione della bellezza, il che vuol dire che dobbiamo anche fare un po' di arte e di cultura. Allora ragazzi, qua siamo in una piazza, sapete che cosa richiamano questi archi? L'arena. E tu lo sai, bravissimo, perché l'arena ce l'hai davanti agli occhi. Noi dovremmo essere in grado, quando saremo dentro le nostre aziende, di raccontare che cos'è il nostro territorio e tutta la bellezza, il che vuol dire non lasciare di lato la bellezza della nostra storia e della nostra cultura. Ecco, le nostre scuole della formazione professionale fanno questo. Che cosa faremo con la scuola del marmo della Valpolicella? Noi faremo in modo che la filiera verticale sia la più robusta possibile. Lo dico a voi perché dovete essere consapevoli. Qui abbiamo ragazzi di che anni, direttore Zamboni? Diciamo quelli di prima. Voi avete fatto una scelta straordinaria, bravi, perché non sapevate che cosa andavate a trovare, ma ricordatevi che siete dentro una filiera che porterà non solo al terzo anno, ma con il direttore ragioniamo del quarto anno, per chi volesse di un quinto, per chi volesse ancora di un rapporto di crescita ulteriore che ci porta verso il mondo del restauro. Queste bellezze qui finiscono negli Emirati Arabi, finiscono a Mosca, a San Pietroburgo, nelle case dei maggiori e più ricchi uomini della terra a costruire i più begli alberghi del mondo, perché vogliono la bellezza italiana, la nostra capacità di fare, ma abbiamo bisogno di persone formate con grande intelligenza e con grande anche capacità di relazione. Allora noi stiamo ragionando su questo, la Regione lo sta facendo e spero che gli imprenditori che sono qui questa cosa la registrino, perché questo sarà l'impegno che a partire da questo Marmomac così significativo per la ripartenza dell'economia, noi riusciremo a costruire una filiera di formazione all'altezza delle aspettative. Quindi grazie a voi che avete scelto questa scuola, contiamo molto su di voi e ai salesiani grazie perché esistono. Grazie, grazie Assessore.